Un bilancio sicuramente che va ancora ad rafforzare quello che è una dotazione patrimoniale molto importante, ma quindi permetterà ulteriormente di poter contribuire ad incrementare ancora gli affidamenti sul territorio. All'Arena di Conegliano l'assemblea dei soci di Banca Prealpi San Biagio, l'istituto di credito cooperativo che costituisce la prima banca del gruppo Cassa Centrale. In presenza 1600 soci che hanno approvato il bilancio 2025. Raccolta a quota 7 milioni più 7,9%, patrimonio netto a 616 milioni di euro più 10,4% grazie a un utile netto di quasi 65 milioni. Un bilancio quindi che può essere considerato come in continuità con quelli avvenuti negli ultimi anni, ma finalizzato ad portare novità, diciamo, nella compagine. Solidità è elemento vitale per un istituto di credito di fronte a uno scenario internazionale di conflitti e conseguente crisi economica. Quello che deve fare una banca come la nostra, che è fondamentale per un territorio, è rimanere sana, rimanere pronta ad intervenire laddove ci siano dei momenti difficili e soprattutto essere un punto di riferimento solido per le famiglie e per le imprese. L'Assemblea ha approvato il rinnovo degli organi sociali e presentato il progetto legato ai soci più giovani e smart, una app per gestire le proprie operazioni in via telematica. L'Istituto di Credito Cooperativo sostiene anche 3 mutue a Tarzo, Fossalta ed Este. Grande rilievo, come hanno confermato con la loro testimonianza associazioni e realtà del sociale, anche per la beneficenza nel territorio. L'Assemblea ha deliberato la erogazione di 6 milioni e mezzo di euro a favore della beneficenza e delle erogazioni liberali, e credo che questo sia un altro elemento caratteristico e anche molto importante, perché sono utili del territorio che ritornano al territorio.